ad Agrigento oggi con questo nuovo incarico? Ho già detto che sono molto felice di assumere questo incarico e soprattutto di collaborare con questa amministrazione che mi sembra un'amministrazione molto per bene e che comunque, avendo davanti 5 anni, può comunque mettere le basi per qualcosa di veramente positivo. Me lo auguro e mi auguro che possiamo essere tutti partecipi di alcuni risultati. Ringrazio comunque tutti. Intanto applicando la legge e comunque avendo sempre un dialogo positivo che può comunque bloccare sin dall'inizio quelle che sono le azioni non conformi alla legge, e comunque con gli strumenti che abbiamo a disposizione non ad Agrigento ma in tutti i comuni, e chiaramente sempre chiarezza, trasparenza e legalità, e su questo non si è mai discusso. Ribadisco quello che poco fa ho detto, la dottoressa Floresta sarà qui per i prossimi 5 anni a darci una mano d'aiuto con la sua competenza. Proprio ha parlato lei stessa di trasparenza e di legalità, mi pare che siano i presupposti ideali per un percorso in comune. Agrigento ha tanto bisogno di un aiuto amministrativo, un aiuto come la dottoressa ci potrà dare. Speriamo che i buoni propositi, la mia campagna elettorale e tante anche altre previsioni possiamo metterle a questo punto in campo, vediamo se si potrà realizzare quello che sempre io ho voluto fare per la mia città.